Una struttura storica che oggi trova nuova energia, nuovo vigore, veramente messa a nuovo, e questo per tutelare soprattutto la fruibilità, il comfort da parte dei cittadini. Inaugurati i nuovi locali della sede operativa distrettuale a Peraga di Vigonza. I lavori di restauro hanno creato 2 aree distinte tra zona amministrativa e poliambulatorio, una struttura più accessibile e confortevole sia per i pazienti che per i lavoratori. Si è consumato e si è costruito un lavoro insieme tra il beneficio dei cittadini e quindi di coloro che fruiranno della sanità pubblica, della salute, con i dipendenti, perché il benessere dei dipendenti vale tanto quanto e di più anche forse di quello dei cittadini. I lavori non hanno bloccato le attività del distretto, permettendone la regolare apertura di uffici e ambulatori. È stata una ristrutturazione in corso, cioè non è stata interrotta nessuna delle attività che si svolgono qua nella sede distrettuale di Vigonza, che è un centro molto importante territoriale, perché serve un bacino di utenza di circa 30.000 persone. In questa sede distrettuale sono numerosissimi i servizi, si alternano i medici di ben 11 specialità. Quella di Via Paradisi è una struttura importante per il territorio di riferimento, una struttura che non è mai stata in discussione. Ricordo l'anno della riforma della sanità dal 2015, quando si iniziava a discuterla, e qui proprio a Vigonza abbiamo avuto uno dei primi incontri, una delle prime serate, dove il timore che l'unificazione dell'ULSS potesse portare via i servizi territoriali era alto. Oggi l'inaugurazione del servizio territoriale, della ristrutturazione del distretto, invece conferma come la scelta della riforma, ovvero di creare un'ULSS unica e quindi dare la possibilità agli investimenti sul territorio, è stata lungimirante.